Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e benvenuti, ben ritrovati in questa nuova video lezione. Parliamo ancora di finali e parliamo forse di un caso un po' insolito in cui uno dei due giocatori, in questo caso il bianco, si ritrova in vantaggio di un pedone. Se hanno alfieri su gli stessi colori, e ci tengo a fare una precisazione, nel momento in cui gli alfieri fossero su case differenti, per esempio uno sulle case bianche e uno sulle case scure, probabilmente si andrebbe incontro a un tipo di finale patto, perché è difficile che due, cioè i due alfieri non si potranno mai incontrare e quindi si andrebbe a giocare di re e pedone, ma una volta che ci si ritrova in una situazione di questo genere, praticamente la partita è patta. Attenzione, perché anche se gli alfieri possono essere della stessa casa, la partita può risultare patta. Infatti, il bianco qui non ha alcun tipo di mezzo per cercare di far spostare questo re dalla casa C8. Non c'è proprio nessuna soluzione possibile. Ecco perché anche questo caso è patta. Il bianco può giocare quello che vuole. Il nero non toglierà mai il re da quella posizione, quindi la partita potrebbe andare avanti per secoli in questo modo. Quindi la prima cosa che bisogna cercare di non fare è quello di far mettere il re sull'ultima traversa rispetto alla promozione del pedone. Perché se il nostro alfiere, per esempio, è campo scuro, quindi non è campo chiaro, non può andare a fare scacco e quindi a far spostare il re da quella situazione. Questa è la prima regola. Andiamo a vedere ora un'altra posizione. Benissimo, guardiamo questa posizione e notiamo subito che se il nero aspettasse, se il tratto aspettasse al nero, basterebbe una semplice spinta di re da F8 a G8 e quindi ci ritroviamo nella stessa posizione di prima, in cui abbiamo detto che il re avversario non si deve mettere sull'ultima traversa dove dovrebbe promuovere il nostro pedone. E quindi se il tratto fosse del nero, allora noi bianchi non avremmo speranze di vincere questa partita. Se invece il tratto spetta al bianco, allora le possibilità di gioco sono diverse. Per esempio, re in H7 e il nero fa una mossa d'attesa come alfiere B2. Ora qui la lotta può proseguire in che modo? Cercando di portare l'alfiere da F4 con l'intento poi di andare in H6 e fare lo scacco. Qui il nero fa sempre mosse d'attesa, alfiere in H6 scacco, il re si sposta dove? Sicuramente cercando sempre di rimanere sull'ultima traversa. E attenzione ora a questa mossa che segue, che è alfiere G7, proponendo un eventuale cambio. Dopo il cambio ovviamente la partita è stravinta per il bianco. Per esempio segue alfiere 3 e dopo alfiere F6. Anche qui non ci sono molte possibilità di gioco. Andiamo ora ad esaminare un'altra situazione. In questo caso era piuttosto semplice da vincere per il bianco. Ora ne vediamo un'altra leggermente più complicata. In questa situazione la manovra risulta leggermente più complessa. Quando il pedone libero si trova in una delle colonne centrali, il procedimento vincente richiede sempre un numero maggiore di mosse. Per esempio, alfiere F6, scacco. Il re si sposta in C8. Se per esempio il re, torniamo indietro, si fosse spostato in C7, avremmo avuto un gioco come alfiere E7, alfiere E3, alfiere D6, seguita da questa. Quindi torniamo indietro con scacco e re in C8. Ora segue la classica alfiere 7, alfiere E3, alfiere B4 e alfiere G5. Come abbiamo precedentemente detto, il nero dispone di una difesa di riserva quando si tratta di pedoni centrali. Ma questa non basta, infatti, per ottenere la patta.
Con alfiere C3, con l'intento poi di spostarlo in F6, l'alfiere va a controllare la diagonale H4 di 8 e di conseguenza la partita è vinta, perché il nero non può fare nessun'altra mossa. In caso di alfiere F2 la posizione è praticamente vinta.